Amici bellini, ho aspettato e fa bene aspettare, lo sapete. Il video vi arriva un po' tardi, l'algoritmo ne soffre, però io non vi dico stupidaggini perché potevo fare il video stamattina dove si parlava del fatto di Spotify e poi cominciamo. Allora, benvenuto J-Lamp, che poi pure mi ricordo, sai, J-Lamp, una lampa, una cosa del genere. Benvenuto, bentornato, insomma iscrivetevi al canale che ci divertiamo, ci stiamo divertendo a fare i nostri approfondimenti, lasciamo i like, siete fortissimi, fatemi fare un complimento per una volta alla mia community, per una volta, insomma tutte le volte che lo meritate, sul pezzo, veloci. Ieri per esempio un ringraziamento perché avevo postato il pre-partita invece che il post-partita, subito pronti. Bravi, grazie, mi aiutate a fare questo canale in maniera più efficiente e organica e anche stupefacente, tutti aggettivi a caso. I like per oggi pure vanno bene per il Liverpool, lo sapete come funziona, però noi con calma, probabilmente per il Liverpool ne parliamo domani, ci sarà forse, spero, credo, immagino la conferenza stampa di Spalletti. I tempi stringono, quindi siamo già in pre-partita, incredibile, ma si poteva approfittare, visto che me l'avete chiesto in tanti, visto che i like stanno arrivando, una riflessione sul mercato del Napoli. Io l'ho fatta, la potevo fare graficamente un po' meglio, però dato che il tempo è popo la papera non galleggia, metto qui accanto, come si gira sto? Ecco, qui accanto questo schemetto che stavo facendo, che feci, che ha facetti, dove praticamente facciamo una serie di ipotesi, perché questa, mo c'è pure il fatto di Osimhen, no? Che ha avuto questo risentimento, secondo me niente di grave, lo recupereranno, però ci porta a una riflessione, ecco, se non c'è Osimhen chi ci abbiamo, chi non ci abbiamo, e quindi una riflessione generale sul mercato può essere fatta, tenendo presente che quando si dà il voto al mercato, la premessa ovviamente dici tu, ti fai un'idea di come i nuovi possono performare, di come si inseriscono in un nuovo ambiente, nel nuovo gruppo, eccetera eccetera, però poi lo devi vedere nello specifico. Ci sono giocatori che non si infortunano e che fanno il loro percorso, possono andare bene o possono andare male, poi ci sono pure giocatori, perché noi dobbiamo fare il paragone anche col mercato delle altre, alcune erano più tifoserie, alcune erano più entusiaste di altre, vedi la Roma eccetera eccetera, però vedi che non è detto, alla fine alcuni di quei giocatori, Wijnaldum per esempio, tutti contenti, però si è fermato subito. Dybala benissimo, però ieri l'occasione l'ha avuta e non è stato performante, e insomma non basta sulla carta giudicare dei giocatori, li devi vedere sul campo, e noi adesso possiamo già dare dei giudizi un pochino più precisi su almeno alcuni dei giocatori che il Napoli già ha preso, e quindi faccio questa riflessione insieme a voi. Voi nei commenti mi potete dire: ma che stai dicendo, ma quando va? Allora, il primo acquisto che mettiamo è Sirigu, cioè io faccio il discorso qua, se ne sono andati tot e sono arrivati al posto di, quindi questo è il discorso che voglio fare. Se ne va Ospina, arriva Sirigu, ok? E quindi è una diminuzione, si può dire, sulla carta sembra, ma non è detto, se Sirigu gioca a me, però alla fine Ospina viene sostituito da Meret, è Meret che viene sostituito da Sirigu, perché per il ruolo, insomma, Meret era il secondo portiere alla fine l'anno scorso, e quindi questa è la riflessione da fare. Il voto alla fine al mercato lo possiamo dare per sfizio, ci arriviamo alla fine, però non è detto, è un voto che può cambiare di partita in partita, quindi con Sirigu la sostituzione, visto che non è arrivato Navas, una diminuzione, se fosse stato Navas sarebbe stato una super minuzio, una super diminuzio, aumentuzio. Sostituiamo Manolas con Ostigard, e io qua, perché voglio dire Manolas, non voglio più dire Tuanzebe, perché è peregrino, un giocatore che l'abbiamo visto mezza volta, che pure non ci è nemmeno piaciuto, e insomma dire che abbiamo sostituito Tuanzebe con Ostigard non mi sembra il caso. Ma anche se pensiamo sostituiamo Manolas con Ostigard, c'è un punto interrogativo, perché sappiamo che Manolas non ha performato tantissimo con il Napoli, io mi aspettavo molto di più, però aveva quell'esperienza internazionale, delle cose così. Ostigard, essendo molto giovane, deve dimostrare, quindi
quindi c'è il punto interrogativo, ma mi sembra in generale una aumentuzio perché Manolas non c'aveva, e insomma Ostigard mi sembra che abbia caratteristiche buone per far bene al Napoli. Con K2 sostituito da Kim dobbiamo mettere una diminuzio, poi il discorso che magari adesso Kim sembra più forte di quando Koulibaly venne al Napoli, mi sembra anche quello un discorso peregrino. Noi dobbiamo vedere cosa lasciamo, cioè lasciamo un top player, si può dire, Koulibaly, che aveva anche lui dei momenti di defiance durante la stagione senza dubbio, e prendiamo un Kim che è tutto da vedere nel campionato italiano. Quello che stiamo vedendo adesso ci piace tantissimo e potrebbe performare, magari è più continuo, invece di fare partite da 8 come faceva Koulibaly potrebbe farne tantissime da 7, 6 e mezzo, e ci piace anche di più, quindi la considero una diminuzione per ora per il valore di Koulibaly, però non è detto. Goulam sostituito da Oliveira, punto interrogativo perché dobbiamo vederlo poi sul campo. Per ora Oliveira non mi sta impressionando tantissimo, però è un aumentuzio perché Goulam non era da considerare arruolabile. Malquit sostituito, metto tra virgolette, da Zanoli, che già c'era, per questo è strano. Però insomma sappiamo che il vice di Lorenzo è questa figura strana che non viene comunque utilizzata mai, quindi non cambia nulla perché alla fine poi Zanoli c'era anche l'anno scorso. Fabian si può pensare che venga sostituito da Dombele, ma lascio questo punto interrogativo perché come caratteristiche non credo, non so, Dombele mi sembra più uno che puoi mettere al posto di Anghissà per la sua fisicità, e forse come ruolo più verso Zielinski perché gli piace attaccare che non partire da dietro. Non che Fabian fosse un frangiflutti davanti alla difesa, però qua lasciamo il punto interrogativo pesante perché per ora Ndombele non si può guardare, poi dopo entrerà in forma sicuramente e ci darà soddisfazioni perché il ragazzo ce l'ha sicuramente, però per ora è un punto interrogativo. Insigne Kvaratskhelia, tra l'altro ci sono state delle immagini, bambini che gli l'hanno chiamato in tutti i modi, Vara, Krava, Tava, cioè, la fotografia lui molto disponibile, belle cose, i bambini hanno bisogno di idoli e Kvara lo può essere. E qua punto interrogativo ovviamente perché quando ho scritto sta cosa noi venivamo da Lecce e Fiorentina e quindi così e così, ma già si è ripreso e quindi ogni settimana ci fa ricredere, però con un aumentuzio perché già sta facendo vedere delle cose che Insigne non ci faceva vedere. Insigne garantiva tutt'altro e lo sappiamo. Mertens, Raspadori, permettetemi la diminuzio, le caratteristiche sono simili ma Raspadori deve dimostrare, potrebbe essere un ugualuzio nel senso che poi se Spalletti si fida di più di Raspadori rispetto a quanto si fidava di Mertens potrebbe essere utilizzato di più e potrebbe essere più importante, però tra Mertens e Raspadori non scherziamo. Un As sostituito da Zerbin che poi è un jolly che potrebbe rientrare in tutti i ruoli, mettiamo uguale aumentuzio perché Zerbin mi sembra più mentalizzato di un As al sacrificio e a farle tutti i ruoli e quindi può essere un aumentuzio. La vera aumentuzio senza punto interrogativo per me è Petagna Simeone perché hai comprato più gol rispetto a quello che ti faceva Petagna, però dobbiamo vedere, ecco perché la riflessione su Osimhen, la riflessione su Osimhen, perché se Osimhen non dovesse farcela a recuperare per la partita di Champions, ecco che dobbiamo vedere Simeone titolare e non inventarci già un Raspadori falso 9, altrimenti dobbiamo chiedere a Spalletti se effettivamente questi acquisti lui li ha verificati, sottoscritti ed è convinto, perché anche qui stiamo cominciando a vedere che Osimhen, anche giustamente è plausibile che le gioca quasi tutte e tutto il minutaggio, e Simeone in pochissimi minuti che ti può far vedere, tanto vale a questo punto, più o meno ti darà le stesse cose che ti aveva dato Petagna pure qualche gol pesante ce l'ha fatto, però a Simeone se gli dai un po' più di spazio nei momenti in cui ti sembra in forma, però per arrivare in forma un po' deve giocare, ecco che secondo me può essere un aumentuzio. Di tutto questo discorso quindi potete tirare le fila dei dubbi, delle cose migliorate, delle cose non migliorate. Poi ovviamente Juan Jesus confermato, aumentuzio nel senso che ci è piaciuto, Anghissà confermato, sicuramente un aumentuzio, ma non la consideriamo mercato, erano cose da fare. E poi abbiamo preso questi due giovani del Milan, Obaretin e Rossi per la primavera, poi se ne sono andati Contini, Ambrosino, Costa, Maciaccio, Palmiero, Costanzo, Foloruscio, Luperto, Cioffi, Vergara, Labriola, Sgarbi, Mezzoni, Colisaco, Ferrari, D'Agostino, e poi se n'è andato Calzona ed è arrivato Salvatore Russo, e qua
dobbiamo vederlo. Salvatore Russo ovviamente viene da esperienze come assistant manager, adesso proprio è tecnico insieme a Spalletti, che bisogna vedere. Calzona lo sappiamo quello che garantiva, e quindi qua potrebbe essere una diminuzione, ma il Napoli come fase difensiva si sta comportando abbastanza bene. Da New York, prima di dire da New York, tutto questo secondo me, se considerate le uscite, quello che il Napoli ha perso soprattutto nel finalissimo dove abbiamo perso Fabian, invece di pigliarsi Navas abbiamo sbloccato Paredes alla Juventus. Queste non sono grandi operazioni, ma se poi mi vengono a dire che è per 500.000 euro che il Paris Saint-Germain poteva a questo punto metterli il Napoli, però non sono convinti di perdere il fatto di Meret. C'è tutta questa storia che De Laurentiis aveva puntato molto su Meret, lo vorrebbe recuperare, ammettere di aver sbagliato l'acquisto personale. Poi anche Raspadori mi sembra una cosa tipicamente, questo è uno sfizio di ADL, prendere l'italiano, pagarlo tanto, perché ha pagato tanto. Se tu poi paragoni l'età, e l'operazione da Napoli vera che poi ci soddisfa è proprio Kvara, perché costa poco, è stato scoperto, ci hai puntato, subito è esploso e sta diventando l'idolo delle folle, più che Raspadori. Però io tutto questo, considerando quelli che sono andati, che garantivano una certa cosa, magari non a vincere, ma nemmeno questi garantiscono che vinci, però sapevi quello che avevi come gruppo eccetera eccetera, e quelli che sono arrivati, alcune cose anche sorprendenti perché non ti aspettavi, Ndombele alla fine, Raspadori come ciliegina, io direi che si può arrivare al 7 come voto di mercato. Poi ovviamente se entra Sirigu e fa una scoppola, se Ostigard prende al collo gli avversari e viene espulso, se Kim impazzisce e fa la zingarata, perde palle e pigliamo gol, Oliveira che non gioca una partita, Ndombele che non entra in forma, Kvara che lo sgamano, è chiaro che diventa 4 il mercato. Però tu lo devi anche prenderti delle responsabilità, giudicare dei giocatori, come io ho fatto con Kvara perché avevo visto i vari highlights. Con gli altri, Ostigard l'ho visto poco, Oliveira l'ho visto poco, lo stesso Ndombele poco, Raspadori bene o male lo conosciamo, Simeo, quindi uno si mantiene più prudente, ma vediamo cosa succede. A me questa stagione potrebbe piacere assai, perché sto vedendo, vedi pure la Roma che viene meno, l'Atalanta che ha vinto anche oggi, sta facendo delle cose importanti, e quindi potrebbe essere un pericolo perché molti non l'hanno proprio considerato, hanno messo la Roma causa mercato esaltante subito a ridosso delle prime 4 per inserirsi per un posto, per il quarto posto, e ci stiamo scordando l'Atalanta che però negli ultimi anni è sempre stata performante, è venuta meno l'anno scorso clamorosamente e potrebbe rientrare nella storia, quindi addirittura prima poi della Lazio eccetera eccetera e prima della Fiorentina. L'Atalanta adesso, per come sono partiti, hanno cominciato, vanno considerati. Attenzione sempre agli atalantini da New York. Quindi Valerio Fluido è tutto, lasciate 500 like finali perché sono parco, perché il video è arrivato tardi, però domani già è vigilia, mamma mia che bellezza, la Champions Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.